di Mazara del Vallo, anche lei tronista di Mascolo e Femmini. Ciao Angela. Ciao Albert. Allora Angela, tu sei in cerca di questo tipo ideale, questo tipo che ti possa colpire. Giusto. Da quanto tempo? Quanto tempo è che sei single? 5 mesi quasi. 5 mesi. Cioè fino ad oggi tu non hai potuto incontrare nessun uomo che ti abbia colpito talmente tanto, insomma, da scattare l'amore. Ecco, non ho trovato ancora. Niente. Tu sei un tipo che credi ancora all'amore? Sì, tanto. Sei romantica? Sì, abbastanza. Cos'è che ti piace fare nella vita? Allora, nella vita mi piace divertirmi, lavorare, uscire con gli amici, Certo. insomma quando c'è tempo. Goderti tutti i divertimenti. Ecco. Poi naturalmente crearti una famiglia, avere dei bambini, come Giusto. tutte le persone normali. Ecco. Parlaci un po' di te. Allora, sono una persona tranquilla, lavoro, Sì. abito da sola. Sì. A Mazara del Vallo. Ecco, a Mazara del Vallo, sono per i fatti miei, non Sì. disturbo nessuno, non mi disturbano. E voglio cercare la persona giusta che mi fa innamorare e che mi colpisce. Certo, certo. Ecco. Va bene Angela, parliamo invece di questo tipo di uomo che noi andiamo cercando, di questo corteggiatore. Parliamo innanzitutto dell'età, da un minimo per andare a finire a un massimo. Allora, deve avere minimo di 25 anni e massimo 35. Quindi dai 25 ai 35. Hai preferenza biondi, bruni? No, sinceramente O biondi o bruni per te va Lo bene. stesso, va Tu vai guardando di più l'aspetto fisico o il carattere interno? Il carattere interno Sì. mi piace di più. Certo. L'aspetto fisico? Pure
Pure quello è importante, ma Però- di meno, va. Esatto, cioè tu proprio sei interessata a come sia l'uomo dentro, Ecco. come ti tratta, come ti fa sentire. Mi piace sia romantico perché mi piace il romantismo, Certo, sono abbastanza romantica. Ti va. piace che sia l'uomo a fare il primo passo? Sì, Sì, tu sei ancora all'antica. ecco. Nonostante le ragazze moderne di oggi che fanno loro il primo passo, tu praticamente sei ancora all'antica che credi si faccia avanti, per te va bene. Ecco, va benissimo. Esatto. Quest'uomo cosa dovrebbe avere di particolare per colpirti? Allora, devi avere un lavoro, giusto? Certo. Deve avere la cassa. Certo. Cioè Deve- deve essere automunito, deve essere Ecco. sistemato, insomma, alla perfezione, per Ecco. piacerti e colpirti. Ecco. Sei stata mai innamorata? Sì. Sì, quindi sai cosa significa essere innamorata. Ecco. Come mai hai pensato di rivolgerti a mascoli e femmine? Perché una bella ragazza come te che si rivolge a mascoli e femmine può colpire i telespettatori Ecco, che ma si staranno chiedendo questa domanda. Allora, spiegaci. allora sono venuta a Stranamore siciliano perché voglio trovare una persona che è sincera, che mi Che è sincera. che è sincera, Che ti tratti bene? che mi tratta bene, che mi rispetta. Certo, soprattutto. Perché Cosa che al giorno d'oggi purtroppo è difficile. ecco, questo volevo dire. Sì. Perché oggi come oggi è difficile trovare questa persona e a scherzare non mi piace troppo. Certo. Tu credi ancora all'amore? Sì. Mhm. Il tuo sogno nel cassetto qual è, Angela? A trovare una persona che mi ama, che mi vuole bene, che mi rispetta e che possiamo andare avanti. Perfetto. Vabbè, parlaci un po' di te. Che tipo di donna sei? Parlaci un po', non so, dacci una dritta sul tuo carattere. Allora, sono una persona tranquilla, sono una persona seria, lavoro, Sì. insomma, sono semplice in poche parole. Ma... Tu fai apparizioni in TV pure, mi sembra. Sì, lavoro a Fai un TV, programma? faccio giornalista, Sì. andiamo in discoteche di notte, facciamo Certo, interviste alle interviste. persone. Quindi sei abituata alle telecamere. Ecco. Esatto. Ormai non è che sono abituata a fare un'intervista, Certo, sono certo. abituata a fare interviste. Allora ascolta, ti voglio fare una domanda, ma con tutti i giovani che incontri, con tutti quegli uomini che tu intervisti, non ti è mai capitato un uomo magari che ti colpisse? Sincera- Che avresti voluto che insomma ti facesse la proposta magari? No, sinceramente no, perché le cose semplici non mi piacciono tanto. Tu vai cercando la cosa di particolare. Ecco, Esatto. Vai cercando qualcosa di speciale. ecco, Giusto. giusto, ragione hai. Perfetto. Va bene, amici telespettatori, siamo qui. Angela è qui vicino a me, la state guardando. Angela ha 21 anni, è di Mazara del Vallo, di origine rumena. Quanto tempo è che sei qui? 2 anni e mezzo. Quindi sei ora perfettamente mazzarese, Ecco. al 100%, No. siciliana. Ecco. Perfetto, e ti vuoi sistemare, mi sembra giusto. Giusto. Per tutti quegli uomini, ripeto, dai 25 ai 35 anni che la volessero contattare ed incontrare personalmente, non possono fare altro che chiamare al numero che state vedendo in sovraimpressione. E chiamate perché Angela è qui, si vuole sistemare e va cercando il suo uomo ideale. Ma attenzione, quello che state vedendo in sovraimpressione non è il numero personale di Angela, quello è il numero di Stranamore siciliano, per cui sarò io a mettervi in contatto e a farvi incontrare Angela personalmente. E chiamate uomini, ripeto l'età, dai 25 ai 35 anni. Allora Angela, in questo momento ci sono quegli uomini che ci stanno guardando e stanno decidendo se presentarsi come corteggiatori oppure no. Vuoi dare un messaggio particolare a loro guardando la telecamera? Vai. Contattatemi, aspetto le vostre chiamate. Perfetto, era un bel messaggio, piccolo e conciso. Ecco. Perfetto, amici telespettatori, corteggiatori, chiamate perché Angela è qui e si vuole sistemare. Per la rubrica dei mascoli e femmini Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Angela. Ciao ciao!
Oh yeah.